Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Tragedia di Natale, disperse 117 persone nel canale di Sicilia. L'imbarcazione sarebbe salpata il 18 dicembre da Zuara, poi si sono perse le tracce. A dare l'allarme l'ONG Alarm Phone. Palermo violenta, la città vive con ansia questi giorni di festa, paura soprattutto tra i giovani di uscire nelle ore serali. Intanto il ventenne arrestato per la sparatoria di Piazza Nascè dice agli inquirenti di aver trovato il vecchio fucile in un cassonetto. E poi c'è l'altra faccia di Palermo, giochi e dolci per i bambini bisognosi offerti da Don Di Marzo, il parroco del quartiere Sperone. A Messina sgomberata la baraccopoli di via Quinto Ennio, da lunedì le ultime demolizioni, le famiglie già trasferite nei 60 alloggi di Fondo Basile. Semestre filtro a medicina, nuova valanga di bocciati. A febbraio arriva un nuovo test per chi ha ottenuto almeno una sufficienza. Vigilia di Natale ed è corsa agli ultimi acquisti tra giocattoli per i più piccoli e gadget per gli animali. Ultime ore per accaparrarsi i regali da donare tra stanotte e domani. Tutto pronto per il cenone e il pranzo di Natale. Ecco le regole del bon ton a tavola. Calcio in Serie C, il Catania si gode il primato e prepara la campagna di rafforzamento di gennaio. In Serie B il Palermo al lavoro per l'ultima sfida dell'anno contro il Padova. Bentrovati e buona vigilia di Natale. Purtroppo apriamo questa edizione del nostro TG con l'ennesima tragedia nel Mediterraneo. Possiamo dire la tragedia di Natale, 116 migranti perdono la vita in un naufragio al largo delle coste libiche. Erano diretti verso l'Italia e l'Europa. Un solo sopravvissuto. Poche ore dopo la partenza le condizioni meteo sono peggiorate improvvisamente, ha raccontato Orazio Longo. Una tragedia di proporzioni gigantesche. 116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo. L'unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Lo comunica Sea-Watch Italia. I migranti, secondo quanto reso contato, erano partiti giovedì scorso. La conferma del naufragio, che sarebbe avvenuto poco dopo la partenza al largo della Tunisia, è arrivata nel pomeriggio da Alarm Phone. Alle 14 del 19 dicembre l'organizzazione di emergenza era stata informata di un'imbarcazione partita da Zuara la sera del 18 dicembre, con a bordo 117 persone. Alarm Phone afferma di avere ripetutamente tentato di contattare il natante tramite telefono satellitare ma senza successo. Abbiamo allertato la Guardia Costiera e le ONG competenti pur non avendo una posizione GPS, scrivono in un comunicato. La sera del 21 dicembre, continua il racconto della Sea-Watch, abbiamo ricevuto informazioni secondo cui alcuni pescatori tunisini avevano trovato un unico sopravvissuto su una barca di legno. L'uomo avrebbe dichiarato di essere partito da Zuara 2 giorni prima e di essere l'unico sopravvissuto. Secondo la sua testimonianza, solo poche ore dopo la partenza le condizioni meteo sarebbero peggiorate drasticamente, provocando il naufragio. L'ennesimo naufragio che allunga la scia di morti nel Mediterraneo. Secondo l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, almeno 1200 persone sono decedute o risultano disperse sulla rotta del Mediterraneo centrale dall'inizio di questo 2025. E adesso a Palermo un fucile antico trovato in un cassonetto. Sarebbe questa l'arma con la quale è stata ferita nella notte tra sabato e domenica Valentina Peonio. Gli investigatori lavorano ai riscontri della confessione di Giuseppe Calì, il giovane che ha sparato e che adesso si trova in carcere. Manlio Viola. Un vero e proprio fucile d'epoca del 1800, mai registrato e poi buttato via in un cassonetto. Sarebbe questa l'arma con la quale Giuseppe Calì, il 21enne del Borgo Nuovo, avrebbe sparato a Valentina Peonio, la 33enne, ferita alla schiena e ad una spalla da una rosa di pallini da caccia nella notte del 21 dicembre in Piazza Nascè a Palermo. Racconta di averlo trovato nel cassonetto in cui era stato gettato via quel vecchio fucile da caccia del 1800 Calì, di averlo poi portato per mostrarlo alla cugina e che il colpo sarebbe partito per caso. Le ragazze invece, la donna ferita e la sua amica Jessica, raccontano di aver visto il fucile e di aver accelerato il passo per andar via, ma Valentina veniva raggiunta subito dopo dal colpo sparato da Calì. Calì si avvicinava, chiedeva scusa, Jessica lo afferrava, lo strattonava, gli dava addirittura uno schiaffo tentando di togliere le chiavi dall'auto per non farlo scappare, ma la cugina di Calì lo incitava ad andare via. Qui ti arrestano, gli diceva. Mentre fuggiva, un altro passante scattava una foto alla targa dell'auto. Adesso Jessica nega di essere mai
mai stata la fidanzata di una delle vittime della strage di Monreale, come si è detto, anche se le dichiarazioni rese alla polizia vanno in un'altra direzione. Calì adesso è in carcere, l'accusa è di porto abusivo di arma clandestina e lesioni personali. Dalla ricostruzione dei fatti dipenderà se questa accusa diventerà lesioni volontarie o addirittura tentato omicidio. Intanto oggi a Palermo i carabinieri hanno arrestato un 41enne, ancora una volta per detenzione di armi clandestine. Una vicenda ben distinta da quella di Piazza Nascé, ma che testimonia quante armi continuano a circolare in città. E tra zone rosse e periferie in difficoltà, Palermo vive con ansia questi giorni di festa. Lo sentiamo nel servizio di Marco Gullà. Antivigilia di Natale, Palermo ieri sera nella fascia delle zone rosse si presentava così. Pochissimi giovani in giro, pattuglie a presidiare gli angoli della movida, locali praticamente vuoti. Il titolare di un pub del centro storico a microfoni spenti ci dice: dopo l'episodio di sabato scorso abbiamo avuto un ulteriore calo, non esce più nessuno, i ragazzi hanno paura, ci dicono ma perché devo rischiare di morire per bervi un drink? Un clima di sofferenza, quello che si respira in città alla vigilia di Natale, la paura è ormai bagaglio fisso di tanti giovani che vogliono uscire alla ricerca di divertimento e relax. Una vigilia particolare anche nelle periferie, dove si prova tramite eventi natalizi a rendere meno pesanti alcune piaghe che incidono quotidianamente sui quartieri come lo Sperone. Tra spaccio di droga e alta percentuale di disoccupazione, il parroco Don Ugo Di Marzo ha organizzato diverse manifestazioni per regalare un Natale più sereno, soprattutto ai bambini. Qui siamo nella parrocchia del quartiere, donati giocattoli e dolci ai piccoli più bisognosi, un modo anche per sottolineare che la periferia è parte della città. Tante altre iniziative ci saranno, abbiamo avuto Rodavi Club con i buoni carne per la Caritas, altre iniziative di solidarietà che non vogliono certo cancellare il problema delle periferie. Siamo consapevoli che il problema resta, che c'è una sfida in corso, che è quella di fare crescere diversamente questi bellissimi luoghi che sono le periferie delle nostre città, chiamate da Papa Francesco periferie esistenziali, ma che possono diventare centri di vita nuova se l'intera città li vive come parte propria, bisognosa di cura e di attenzione. Restiamo a Palermo. Gli agenti della polizia penitenziaria hanno bloccato un detenuto che stava cercando di introdurre nel carcere Ucciardone della droga. Lo stupefacente sarebbe stato consegnato durante i colloqui con i familiari. Una volta scoperto, l'uomo ha reagito e ha colpito con una testata al volto un agente. Il poliziotto ferito è stato trasportato in ospedale. La prognosi è di 10 giorni. A Messina quasi libera la baraccopoli di via Quinto Ennio. Da lunedì le ultime demolizioni, le famiglie sono già state trasferite nei 60 alloggi di Fondo Basile. Francesco Triolo. Con la demolizione delle ultime 17 baracche, quasi libera la baraccopoli di via Quinto Ennio a Messina. Su quell'area a ridosso del viale Gazzi restano adesso solo 3 baracche che le ruspe dell'impresa cericola butteranno giù da lunedì prossimo, così da ultimare le operazioni entro il 31 dicembre come previsto. Un impegno che la struttura commissariale guidata dal presidente della regione Renato Schifani e dal subcommissario di Messina Santi Trovato aveva chiesto venisse rispettata dopo l'avvio dei lavori di costruzione dei 60 alloggi a Fondo Basile. In quella baraccopoli risiedevano sino a poco tempo fa 31 nuclei familiari che sono stati trasferiti proprio in quelle nuove abitazioni. Le demolizioni sono iniziate lo scorso 27 novembre e in un mese si è arrivati alla liberazione di tutto quello spazio. Adesso l'area è destinata a diventare un prolungamento di via Don Blasco con un collegamento alla strada statale e ospiterà nuovi spazi verdi con un grande parco urbano nell'ambito del progetto di riqualificazione prevista dalla legge speciale sul risanamento. Per l'accesso alla facoltà di medicina, nuova valanga di bocciati nel cosiddetto semestre filtro. Arriva così il test di riparazione a febbraio per chi ha ottenuto almeno la sufficienza. Giusy Lazzara. L'hanno definita la riforma della riforma, quella sul contestato accesso alla facoltà di medicina, che registra la seconda valanga di bocciati anche nell'ultima prova del test per il semestre filtro. A Palermo non hanno superato l'esame di fisica 1.328 candidati su 1.600. È andata meglio per chi ritentava per biologia e chimica, con più della metà delle matricole che ha ottenuto almeno una sufficienza. Ieri, tra sorrisi e lacrime, tra chi ha superato i test e chi ha totalizzato un'insufficienza, per gli studenti è arrivata una novità.
Il Ministero dell'Università ha annunciato che si potrà entrare in graduatoria e immatricolarsi anche chi ha riportato una o più sufficienze su 3, con l'obbligo di recupero con un test successivo entro il 28 febbraio. Chi non entrerà avrà comunque la possibilità di iscriversi in un'altra facoltà dell'Ateneo dove ci sono posti a disposizione. Il Ministero ha anche allargato la possibilità di entrare in graduatoria a chi ha superato un esame al primo appello, ha rifiutato il voto sperando di fare meglio al secondo, ma è stato bocciato. Tutto questo perché al Ministero si sono resi conto che questo sistema di selezione non avrebbe coperto tutti i posti a disposizione. A Enna un mutuo diventato insostenibile, la casa finita all'asta, poi la svolta in tribunale. Una famiglia monoreddito riesce a salvare la propria abitazione grazie alla legge sul sovraindebitamento. Geritalia. Una famiglia monoreddito, 2 figli, problemi di salute e spese mediche crescenti, una situazione di fragilità che nel tempo si trasforma in una crisi finanziaria profonda. Il capofamiglia aveva acceso un mutuo per acquistare e ristrutturare casa, ma l'assenza di un secondo reddito e il ricorso a più finanziarie rendono il debito ingestibile. Le rate non vengono più pagate, la banca avvia la procedura esecutiva, la casa finisce all'asta, la prima va deserta e anche la seconda, ma alla terza, con il prezzo ormai ribassato, il rischio di perdere l'abitazione diventa concreto. Per la famiglia significa trovarsi senza casa e senza alternative, non avendo altri beni da vendere. È in questa fase che entra in gioco la procedura di sovraindebitamento prevista dal nuovo codice della crisi. L'avvocato Salvatore Psaila avvia l'iter attraverso l'organismo di composizione della crisi di Enna. Il tribunale accoglie il piano di ristrutturazione del debito, ma la banca presenta opposizione e ricorre in Corte d'Appello, che però rigetta le richieste dell'istituto di credito. La sentenza diventa definitiva, l'asta viene bloccata, la casa salvata, la banca condannata anche alle spese. Per la famiglia significa restare nella propria abitazione e uscire da una condizione di totale precarietà. Questa famiglia oggi si ritrova per fortuna al sicuro, gli abbiamo garantito la casa, nonostante era all'asta e quindi per giunta alla terza asta, quindi gliel'abbiamo salvata. È stata praticamente la banca condannata anche alle spese, ovviamente, e devo dire che in questo caso questa famiglia adesso può trascorrere per la prima volta dopo un paio di anni un Natale sereno. Una vicenda che accende i riflettori su uno strumento giuridico ancora poco conosciuto, ma decisivo per molte famiglie sovraindebitate. Un percorso che non cancella le difficoltà, ma restituisce stabilità, dignità e tutela a chi rischia di perdere tutto. E adesso parliamo proprio del Natale, oggi ultima chiamata per i regali da scambiare questa notte e domani. Tonino De Mana. Scappo, ciao, ciao! Altro che passo veloce, si va spediti perché la corsa all'ultimo regalo è lanciata e il tempo stringe. Tra poche ore, grandi e piccoli, saranno alle prese con uno dei momenti tipici e attesi del Natale, ovvero l'appuntamento con i regali. In via Etnea, salotto buono di Catania, la mattinata scorre veloce come il tempo, a volte tiranno quando sai che hai ancora qualcosa da fare. Si guardano le vetrine a caccia di idee e si butta un occhio anche ai mercatini. Ho comprato degli orologi appunto che rappresentano i logo di Inter e Juventus, per non scontentare nessuno. Rilassata io, mio marito credo un po' meno visto le spese. Qualcuno pensa per sé. Esatto, sì, certo. Beh, non è che dobbiamo pensare agli altri prima, però anche un po' di tempo anche per noi stessi bisogna dedicarlo. E c'è Lilli che reclama qualcosa. Sì, ce l'ha sotto l'albero. Cosa ha regalato? Allora, è un orso con un pupazzetto. Neanche a dirlo, sono i giocattoli quelli più richiesti dai bambini. È meglio giochi per lui e per lei compro abbigliamento. Gli ultimi regali è vincere un peluche per mia figlia qui ai mercatini. Sarebbe un ottimo regalo. Sì, vero? Bisogna conquistarlo, ci vuole molta precisione. Sì, ce la metteremo tutta. Sotto l'albero si attendono i regali e sotto l'albero, in questo caso di via Etnea, si radunano 2 cicliste a cui affidiamo il compito di fare gli auguri. Buon Natale su 2 ruote e il pedale nel cuore! Immancabili i regali per Natale, ma anche le buone maniere a tavola. Eva Spampinato. Le
Le feste adesso sono davvero alle porte. Per chi le trascorrerà in casa con parenti e amici diventa protagonista il bon ton della tavola, l'arte di accogliere gli ospiti e preparare la mise en place. Dalla disposizione dei posti alla scelta delle stoviglie fino al galateo del brindisi, ogni dettaglio è importante per rendere armoniosa la cena natalizia o di Capodanno. Per capirne di più abbiamo incontrato Elena Ladelfa, esperta di storia della gastronomia, e Sergio D'Arrigo, fine conoscitore di galateo ed etichetta. Con lui facciamo un tuffo nel passato, nei saloni di Villardizzone, e riscopriamo regole e usanze senza tempo. Le regole sono tantissime e ci vuole veramente molta esperienza e un'enciclopedia. Naturalmente la prima cosa per accogliere gli ospiti è una mise en place, che però deve essere sempre non eccessiva, deve essere sempre misurata. Le posate vengono disposte ai lati del piatto, a sinistra e destra, in modo innanzitutto funzionale alla presa e poi seguono l'ordine delle pietanze. A sinistra le forchette, a destra il coltello con la lama rivolta verso il piatto e il cucchiaio. Ma soprattutto non devono mancare i fiori di stagione. La prima regola è mettere i commensali al posto giusto a tavola. L'ospite più importante sta alla destra, l'ospite in secondo grado sta a sinistra, e poi, se è possibile, un'alternanza continua tra uomo e donna. Una volta disposti i commensali si prende posto. Prima ancora di respirare bisogna prendere il tovagliolo e porlo sulle gambe e mai dire buon appetito. Quindi si incomincia così, senza dire nulla. Un sorriso, con un sorriso. Le pietanze vanno servite da sinistra e ritirate da destra al momento opportuno. Quando ho chiaramente esaurito il mio pasto, io lascerò le posate in questa posizione, ovvero posizione centrale, la forchetta ad esempio con i rebbi rivolti verso l'alto e il coltello accostato. Brutte notizie per i fan del brindisi caciarone. Secondo il bon ton, va fatto con garbo e naturalmente senza mai fare tintinnare i bicchieri. In alto i calici dunque, e buon Natale a tutti. La mototerapia arriva nel reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Per un giorno le due ruote diventano strumento di gioia e sollievo per i piccoli pazienti. Davide Sarlo. La salute dei più piccoli passa anche dal sorriso. Per un giorno l'ospedale si trasforma in un luogo diverso, meno paura, più emozioni. I bambini diventano piloti per qualche minuto, salgono in sella, giocano, si distraggono dalla malattia. Un'iniziativa firmata dal team di Motor Life. Le due ruote diventano strumento di solidarietà, capaci di regalare normalità e spensieratezza a chi vive quotidianamente la corsia. I bambini si stanno dimenticando di essere in ospedale e, come ha ben detto il nostro primario, oggi c'è tanta gioia e felicità. Stiamo regalando con le moto momenti di adrenalina, i bambini non vogliono più scendere dalle moto e ci continuano a dire: ma quando venite, quando venite? Questo per noi è già vincere la nostra missione. Un'esperienza che ha coinvolto famiglie e personale sanitario. Un reparto dove si dovrebbe piangere per i prelievi, dove si dovrebbe piangere per le punture, le iniezioni, dove si dovrebbe piangere per quanto riguarda tutti gli accertamenti e le terapie che devono fare. Stranamente con il Motor Life i bambini sono tranquilli, anzi addirittura quasi non vorrebbero manco essere dimessi. Un gesto semplice ma efficace, perché anche un sorriso può diventare cura. E restiamo ad Agrigento, al Teatro Pirandello, uno degli eventi più rappresentativi del programma Capitale della Cultura, la prima assoluta della Suite Empedocle, un'opera che unisce musica, identità e attualità. Agrigento celebra la sua anima più profonda. Musica, pensiero, identità. Un omaggio solenne agli elementi di Empedocle, che diventa uno degli eventi simbolo di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Il Teatro Pirandello ha fatto da cornice ad una serata di grande valore artistico e culturale, nata dalla collaborazione tra Fondazione Agrigento 2025 e il Conservatorio Arturo Toscani di Ribera. Cuore dell'evento, la prima esecuzione assoluta della Suite Empedocle, firmata dal compositore Gaetano Randazzo, un'opera in 4 movimenti che attraversa il pensiero del filosofo agrigentino, intrecciando memoria storica, identità contemporanea ed una riflessione sull'oggi fino ai grandi temi ambientali e alla crisi climatica.
La suite entrerà in un programma crossover capace di unire opera lirica italiana e colonne sonore celebri. Sul palco l'orchestra del Conservatorio Arturo Toscanini, diretta dal maestro Walter Anastasi. Ad Agrigento la cultura prende forma, suono e visione. Facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. Bentornati, seconda parte del nostro giornale. Adesso il calcio sotto l'albero della Catania, cioè il primo posto in classifica di Serie C, un regalo da conservare e accudire anche nel girone di ritorno. I numeri dell'andata confermano il buon lavoro dei rossazzurri. Francesco Triolo. Il fortino del Massimino dice 28, tanti quanti sono i punti conquistati in casa dal Catania, miglior difesa del torneo, 9 gol, 2 le sconfitte, meno di tutti, eccoli i numeri del Catania capolista, di una squadra che è sempre stata tra le prime 4 della classifica sin dall'inizio del campionato e solo in un passaggio dalla quinta alla sesta giornata è scivolata al quarto posto, poi sempre su a lottare tra le primissime. I gol, la difesa, detto dei 9 gol al passivo, sono stati subiti tutti fuori casa. Il Massimino è ancora inviolato, 0 gol subiti. I rossazzurri hanno anche segnato la media di 1,7 reti a partita, con Forte, Lunetta capocannonieri attuali, con 7 gol ciascuno, mentre Cicerelli, condizionato dall'infortunio, è fermo a 5. Numeri che testimoniano anche la capacità di andare a segno con diversi uomini, anche perché sono stati diversi i Catania che Mimmo Toscano ha dovuto schierare nel corso del girone d'andata, dove è andato incontro a diversi infortuni, assenze e squalifiche che non hanno mai dato davvero la sensazione di una squadra basata su un solo blocco. E la forza è stata anche questa, quella di un gruppo unito, coeso, variegato, che ha sopperito alle assenze importanti come quelle di Aloi e Cicerelli, oppure di Gherardi, squalificato per 4 giornate, assenze che stanno portando il club a lavorare su nuovi innesti sul mercato invernale. I nomi sui quali il Catania proverà ad accelerare dopo Natale sono quelli di Emanuele Ghiabua, mediano, 24enne dell'Avellino, Andrea Vallocchia della Ternana, già cercato la scorsa estate, ma anche Palmiero, sempre dell'Avellino, e Carriero del Trapani, mentre per l'attacco l'obiettivo, si sa, è Giovanni Bruzzaniti del Pineto. Le due squadre hanno già parlato tra loro, c'è da trovare solo l'accordo definitivo. In Serie B sono giorni di preparazione per il Palermo che sabato giocherà l'ultima gara dell'anno. Al Barbera arriva il Padova, intanto prime schiarite sul mercato. Marco Gulla. È una vigilia di Natale di lavoro per il Palermo che sabato pomeriggio al Barbera affronterà il Padova per l'ultima gara del 2025. Concludere l'anno in bellezza, questo è il diktat rosanero, anche perché il Palermo vuole provare ad accorciare verso le prime della classe. Non ci saranno Bani e Diachité, Inzaghi dovrà quindi affidare le chiavi della difesa a Ceccaroni, che probabilmente farà il reparto con Beresischi e Peda. Quella di sabato sarà anche l'ultima partita di Brunori con la maglia rosanero, l'ormai ex capitano ha le valigie pronte e a gennaio andrà probabilmente alla Sampdoria. Il club rosanero andrebbe a sostituirlo con un profilo più funzionale al 3-4-2-1 scelto da Inzaghi. Il direttore sportivo, Carlo Osti, ha già avviato le sue valutazioni. Il nome nuovo sul taccuino è quello di Nicolas Pierini, classe 1998 e al Sassuolo, ma in Serie A sta trovando poco spazio. 7 presenze e 89 minuti in stagione. Diverso il rendimento dell'anno scorso, quando fu protagonista della promozione con 10 gol in 31 presenze, segnando anche contro il Palermo sia all'andata che a ritorno. Piace anche Jonsen, ma per il mercato c'è ancora tempo. La formazione di Inzaghi vuole intanto chiudere al meglio un 2025 di up and down e poi rifiatare in occasione della sosta invernale. Un'altra breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti.
Aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi di Vittoria, dove un ausiliario è stato colpito con un pugno, riportando una prognosi di 6 giorni. Secondo quanto ricostruito dalla direzione sanitaria, un paziente si era presentato in pronto soccorso accompagnato da più familiari e nel tentativo di scavalcare gli altri pazienti in attesa ha iniziato a protestare animatamente contro il personale sanitario. L'uomo avrebbe poi aggredito appunto l'ausiliario. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. A tutti voi una buona vigilia di Natale e tanti auguri da parte nostra.